A questo punto tutti interventi brevi, per favore. Monsignor Capucci, dica pure. Devo confessare che quello che ho sentito stasera dalla platea mi rende triste, ansioso, deluso, perché mi sembra purtroppo che la voglia della pace è così minuscola. Mia domanda: fino a quando palestinesi e israeliani continueranno a uccidersi? Ma siamo dei fratelli, figli di Abramo e di Dio. Dio è amore. Basta, ma basta con la guerra, il sangue, l'odio, la vendetta. Noi tutti siamo tanti stanchi. Noi tutti abbiamo già pagato tanto, tantissimo. Basta. La pace è l'ossigeno della vita, senza la quale non si può vivere, si soffoca. Ma la pace chiede sacrifici e coraggio. Dimostriamo noi tutti, palestinesi e israeliani, che abbiamo abbastanza coraggio per costruire insieme la pace. Ma l'unica strada che conduce alla pace è la giustizia, l'equità, il rispetto dei diritti dei popoli. E io, come vescovo di Gerusalemme e dunque come pastore, quello che chiedo per il popolo palestinese è soltanto la giustizia, perché i palestinesi sono un popolo e hanno diritto di qualsiasi popolo su questa terra, diritto all'autodeterminazione e diritto alla patria, senza negare ai fratelli israeliani il loro diritto, come l'ho già sottolineato, diritto a vivere in pace, nella dignità, dentro un paese chiamato Israele. Doniamo a Cesare quello di Cesare e a Dio quello di Dio. Grazie, Monsignor Capucci.